Ciao a tutti, Virus 101 di nuovo ai comandi, bentornati sul Veneto Cosmico, eccoci qua e adesso andiamo a continuare il giro del sistema solare, andiamo a terminare quindi la nostra veloce esplorazione della rappresentazione del sistema solare dentro Elite Dangerous, abbiamo fatto parecchie visite con tanto di esplosione della nave anche nel video precedente, comunque e ci eravamo fermati vicino a Giove. Adesso sono andato a fare dock nella stazione qui più vicina, la stazione di Columbus. Adesso procediamo e andiamo oltre, andiamo a vedere proprio gli ultimi pianeti e planetoidi che abbiamo all'interno di questo sistema. Sempre se si decide a caricarci la system map, quindi come vedete abbiamo visto il Sole, abbiamo visto Mercurio. Abbiamo visto Venere, la Terra, ovviamente il nostro bel pianetone. Abbiamo fatto un salto veloce sulla Luna e come dicevamo purtroppo non ci si può atterrare, chissà perché diavolo non si può fare, comunque vabbè, non importa. Siamo andati a vedere Marte, la fascia di asteroidi l'abbiamo saltata e ci eravamo fermati su Giove e ho dovuto staccare e completare il video precedente, però insomma era già venuto fuori un video abbastanza consistente, abbastanza lungo, quindi adesso andiamo avanti velocemente. Andiamo su Saturno, la nostra prossima destinazione. Non visiteremo tutte le lune, anche se io dopo andrò a farmi un saltino qui su Europa, ma vediamo un attimo cosa ci manca, insomma. No, Persefone sinceramente non ci andiamo, è molto distante, vediamo anche queste. Beh, dai, io direi che possiamo fermarci su Nettuno e quindi finire la visita degli ultimi tre sistemi. Vediamo quanto tempo impiegheremo, dopo, insomma, in base al tempo che ci mettiamo per arrivare su Nettuno, beh, andiamo a farci un saltino su Europa dopo il ritorno. Perché Europa? Perché ha una grande valenza, diciamo così cinematografica e un po' insomma personale mio voglia di andare a visitare la rappresentazione di questo satellite. Come vedete ci sono anche una serie di basi, una atterrabili, altri tre outpost presenti sul pianeta, insomma sembra abbastanza interessante da vedere. Vediamo un attimo, non abbiamo dati di estrazione mineraria, comunque non ci interessano. Adesso andiamo a vedere la nostra prossima destinazione. Destinazione che pensavo di aver tracciato, invece così non è, ma non importa. Quindi dopo Giove andiamo a vedere Saturno, eccolo qui. Saturno, infatti l'avevo selezionato, solo che vabbè, si era sovrapposto con la selezione dello starport che vediamo qui sulla nostra destra. Adesso giriamo un po' le telecamere, insomma ce lo gustiamo, insomma, mentre gli passiamo a fianco. E nel frattempo che facevamo questo video sul sistema solare, appunto, la Frontier ha deciso finalmente di rilasciare anche l'aggiornamento alla versione 2.3, quindi il famoso Commanders Update. E niente, cosa abbiamo fatto? Abbiamo già fatto e sistemato tutta una bella serie di cose. Intanto iniziamo il frame shift perché abbiamo 4985 late second da fare, quindi ci vorrà un pochettino per arrivare su Saturno a partire da Giove. E quindi andiamo avanti intanto, così, mentre raggiungiamo Saturno cosa andiamo a vedere? Beh, una delle prime cose che andiamo a vedere è la telecamera. Come vedete potete controllare l'astronave mentre avete la telecamera accesa, potete accendere o spegnere l'HUD della telecamera, il tasto è H, un tasto di default, dopo nel caso magari potete mettere quello che volete. Con F io ho messo i controlli della telecamera, quindi finalmente sono riuscito anche a configurarli un attimo. Ho sistemato 2 o 3 controllini, insomma qui non è male. Come vedete partiamo così e ci gustiamo tutta la nostra nave, il nostro bel Asp Explorer, nave con cui insomma abbiamo fatto una bella serie di video. Sto muovendomi sul Python, però insomma, per muovermi all'interno della galassia trovo che l'ASP con 40 light years di jump insomma sia molto più comodo del Python per muoversi.
E qui abbiamo adesso la possibilità di fare uno zoom, quindi telecamere, insomma l'abbiamo già vista nel video dedicato alla beta, non è cambiato granché, qui ci siamo anche personalizzati il nostro pilota, insomma abbiamo fatto un po' una faccia da schiaffi, beh, ma prima o poi magari lo sistemeremo un attimo meglio. Qua zoom in, zoom out e dopo insomma tutte le altre varie cose. Possiamo decidere con X in questo caso, di uscire dalla telecamera, di spostarci nelle telecamere interne del gioco, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ci selezioniamo le telecamere oppure torniamo di qua. Qui purtroppo ha preso una cosa che non doveva prendere. Adesso, visto che ci siamo, facciamo un attimo un test. Mi ha assolutamente annichilito la velocità. Entriamo in free camera. Come potete vedere, possiamo farlo direttamente anche con le telecamere. Solo che c'è un problema. Come vedete, nel momento in cui entriamo nella free cam, continuiamo a controllare l'astronave, quindi fateci molta attenzione a questa cosa, insomma, se dovete fare video o altro, screenshot o quello che sia con la telecamera, c'è un modo per staccare la telecamera dai comandi di bordo, non penso si possa fare qui all'interno, RF5 no. Vediamo un attimo se ce l'abbiamo ancora qua, exit free camera, show cockpit front. No, non si può. O sì. No, non si può fare questa cosa. Cioè, alcuni comandi sì, per esempio il pitch, sì, il roll, no, il roll no. Continua a fare così, vabbè. Quindi usciamo dalla free camera, torniamo a vedere nell'astronave cosa sta succedendo qua dentro e niente, intanto procediamo a vedere cosa troveremo lì poi su Saturno. Nel frattempo andiamo a vedere un attimo cosa ci cambia con la beta 2 e 3, insomma qui vediamo, abbiamo framework scanner, data link scanner, tray file group. Sì, ok, devono aver aggiunto anche quelli dell'SRV, quindi qui siamo abbastanza a posto. Andiamo a vedere il nostro pannello di controllo, equipaggio e cosa abbiamo montato alla nave. Rimasto siamo lì. Salutiamo il nostro amico Anadon in gruppo di gioco, che è lì a svolazzarsela per i pianeti. Qui torniamo con la visione bloccata e andiamo ad avvicinarci a Saturno. Nel frattempo accelerazione smodata, siamo arrivati nella prossimità di Saturno. Adesso cominceremo a entrare nel suo pozzo gravitazionale per le solite manovre di avvicinamento. Sì, non vedo nessuno qua intorno, quindi intanto continuiamo. Come vedete c'è anche Titano con relativo Starport in questo caso. E andiamo a vedere un attimo Saturno da di qua. Non mi ricordo se ho equipaggiato il Surface Scanner. Questa è proprio una bella grande domanda. Mi imposta solo quello. Che fine ha fatto? Ah, eccolo qua. Mi mancava qualcosa. Sì. È il passaggio dalla 2.2 alla 2.3, scusate se mi riferisco di nuovo alla beta, non, non è stato indolore, ci sono alcuni comandi, alcune cose che vanno comunque risistemate. Vediamo un attimo l'Advanced Discovery Scanner quanto ci mette. Sembra che l'abbiano velocizzato un pochettino rispetto a prima. Non l'ho cronometrato effettivamente, però comunque sembra un po' più veloce. Va bene, eccoci qui. Siamo su Saturno e stiamo guardando e ammirando i suoi anelli. Non che non abbiamo mai visto sistemi di questa tipologia qui, quindi con anelli intorno, anche nei precedenti episodi riguardo a mining similari, quindi comunque insomma anche qui non è che c'è tantissimo da vedere. Non ci si può atterrare su Saturno, non si può fare granché, si può semplicemente svolazzarci intorno, poi magari ci saranno altre cose, insomma, magari un tourist site o insomma altre cose di nota qui intorno. Facciamo una rapida
virata qui, stiamoci un attimo intorno che voglio vedere una cosa. Qui, eccoci qua, vedete, Resource Extraction Site, quindi si può fare mining anche su Saturno. Andiamo a vedere cosa troviamo, insomma, tanto tentar non nuoce, massimo ci succede come l'altra volta, perdiamo la nave e 1,5 milioni di crediti, ma insomma dai, non penso, anche perché il carico è vuoto, non ho niente, non devo attaccare nessuno, anche perché non ho armi, perché ho dato priorità completamente ai late years di Jump, quindi insomma andiamo qui a vedere cosa sta succedendo nel Resource Extraction Site normale sugli anelli di Saturno, insomma, quando mai ci capiterà nella vita reale una cosa del genere, mai, almeno ci divertiamo dentro Elite. Ecco qui, come vedete, IC, perfetto, già un sacco di astronavi qua intorno e insomma dai, per il resto sono degli anelli come tanti altri, insomma, che si possono trovare in qualsiasi altro sistema e cose del genere, solo perché ovviamente siamo nella rappresentazione del nostro sistema solare che ci fermiamo qui a visitare e a vedere cosa c'è e cosa ci offre questo, questo pianeta, insomma, io lo chiamo pianeta, poi alla fine effettivamente sono dei giganti gassosi, quindi insomma non sono dei pianeti nel vero senso della parola. Però insomma chiamiamoli pianeti perché insomma sono rappresentati come delle palle nello spazio e allora le palle nello spazio vanno chiamate così, insomma, poi capita quello che capita, vabbè. Bando alle ciance, andiamo avanti, prossimo sistema, Urano, eccolo qui, infatti ne parlavamo anche sul video precedente, insomma, un sistema che ha un piccolo, piccolo glitch grafico, che sta succedendo? Sì, devo andare su Urano, 13.858 light second, quindi un bel po' distante da dove siamo e intanto iniziamo il nostro viaggio verso Urano, insomma, dopo. E se ne sapete più di me, come molto probabilmente sarà a livello di astronomia, l'astrologia è un'altra cosa, a livello di astronomia, scrivete e postate sotto, rettificate se dico puttanate, come al solito, insomma, siamo qui, non siamo infallibili e quindi, insomma, anche noi possiamo dire le nostre boiate quando parliamo al microfono. Sto guardando con molta gioia la bottiglia d'acqua perché ho la gola riarsa e quindi niente, mi fermo mezzo secondo che bevo un goccio d'acqua. Ok, penso che il microfono abbia anche registrato la mia tracannata di H2O e quindi niente, ormai è andata, è così, è stato registrato e rimarrà nel video, appunto, fine, non la toglierò, infatti anche sapete che non faccio molta post-produzione sui video anche perché non ho tempo e sto ancora cercando un software decente che mi consenta di fare questa cosa qua. E nel frattempo ci stiamo lentamente allontanando dal pianeta, come vedete la velocità è ancora abbastanza bassa e non possiamo far altro che mantenere la manetta e accelerare. Come vedete anche in questo momento Ship Controls 3, eccoci qua, ecco come si toglievano. Infatti adesso ci aveva frenato, adesso ricominciamo l'accelerazione verso Urano. 13.000 ls non sono tantissimi. Nel frattempo che andiamo su andiamo a fare un po' di scansioni delle astronavi che sono qui, insomma non si sa mai, troviamo qualche dato interessante. E sì, altra cosa, sono usciti anche dei paint job nuovi oggi sullo store di Frontier, sono i Pulse paint job per Python e Anaconda, davvero carini, fateci un pensierino, insomma, non costano neanche tanto, insomma, si può fare, si può fare. Ho preso ogni tanto, mi prendo 2 o 3 robette e via. Altra cosa interessante, effettivamente, caspita, che non ho ancora fatto, è dare il nome all'astronave. Non so da dove si possa fare. Boh, vediamo se riusciamo a farlo anche direttamente da qua. Allora, tra le functions, mi sa di no.
Vediamo status, Holomi e View Engineers. Vediamo su Holomi. Holomi che tra l'altro ho notato avere ancora qualche problema a livello di controllo del mouse. Ogni tanto il mouse, eccolo qua, vedete, sbrocca via in una maniera proprio devastante, no? Save and exit, usciamo un attimo, eccolo là. Mi sa che devo fare dock su una stazione per dare il nome all'astronave. Perché nella 2.3, come avevate visto in precedenza, possiamo dare i nomi alle astronavi, quindi prossimamente il nostro ASP Explorer prenderà un nome. Sto ancora pensando che nome dargli, è una cosa molto più difficile che non andare a combattere i pirati o fare trading o fare mining all'interno di questo gioco. Dare un nome all'astronave, a parte che potete anche cambiarlo, quindi se chiamate cacchio, ne so, l'astronave tipo Eagle 5 e dite no, forse è un po' troppo pretenzioso, allora sì, certo, tornate sul suo Stardock e gli date un altro nome all'astronave. E quindi niente, appunto, non preoccupatevi. Nel frattempo i light seconds si sprecano, 9200 erotti light seconds all'arrivo, mamma mia, mamma mia, mamma mia, dai, dai, dai. Ed eccoci qua. Dai che andiamo. Anche questa cosa non hanno fatto grosse modifiche sui tempi di percorrenza in Super Cruise, quindi anche qua tanto quanto prima, scusate la cena si ribella, dicevo tanto quanto prima, dobbiamo attendere il tempo necessario per avvicinarci ai pianeti. Ed questo era anche un motivo per cui avevo interrotto il precedente video, perché controllate le distanze degli ultimi tre sistemi, non dirò più pianeti, gli ultimi tre sistemi, perché sennò poi mi dite parole, e giustamente anche aggiungerei comunque. E viste le distanze ho preferito interrompere il video. Diciamo che c'è stata anche una causa di forza maggiore che ha interrotto il video precedente, però insomma nulla di che, solo un recupero chiavi dimenticate, quindi no, sì, più o meno, dai, quello che era. Mamma mia, non mi ricordo neanche più cos'era. Comunque, quello che è, ho dovuto staccare tutto in precedenza. Adesso stiamo un attimo vaneggiando, dicendo cose finché non raggiungiamo Urano. 6000 light second, quindi il 50% di strada l'abbiamo appena fatto e intanto continuiamo ad andare avanti. Speravo, infatti mi sarebbe piaciuto che alla Frontier avessero ottimizzato un attimo questi tempi morti. Purtroppo non l'hanno fatto, ce ne siamo già lamentati in precedenza e nei video anche che avete visto prima, se non li avete visti vi invito a farlo. E niente, i tempi morti sono spaventosi. Ultimamente mi è ricapitato di rimettere mano per esempio su un gioco che ha un nome enorme, si chiama StarCraft 2, ho ricominciato a pincionare un attimo quel pincionetto là e cioè, all'interno di 5 minuti la quantità di operazioni che si fanno all'interno di StarCraft è una cosa spaventosa. E io penso che il numero di operazioni che faccio all'interno di un minuto di partita a StarCraft sia pari e paragonabile a circa un'ora di gioco più o meno di Elite. Quindi come potete anche voi ben capire, anche se visto che state giocando anche voi, insomma, dateci qualcosa, come dico sempre, dateci qualcosa da fare mentre navighiamo. Cioè dateci la possibilità, non so, di controllare dati stellari, di controllare rotte, di controllare mercati, costo dei prodotti, delle merci, sistemi, sonde, comprare di qua, vendere di là, dateci la possibilità di interagire con gli altri giocatori, magari se dobbiamo avviare missioni o altro, insomma, speriamo, perché se la storia va avanti così, le mie partite poi saranno limitate al gruppo di gioco e basta, e basta. Comunque, discorsi a parte, siamo arrivati su Urano, eccolo qui. Siamo in frenata brutale per non schiantarci contro, anche questo pianeta ha i suoi anelli sottili e anche molto rarefatti. Non sono degli anelli come quelli possono essere su Saturno, che sono molto densi, questi sono proprio qualche anellino messo lì. Comunque ci sono i resource extraction site anche qui, quindi se dovete fare mining a Sol sapete che potete fare anche qui. La stazione più vicina che troviamo vicino ad Urano è Mars High, quindi a 8000 eroti, quindi pensateci bene, bene. A questo punto, come siamo messi? Ok, siamo messi anche decentemente. Ops, via pannello.
facciamo una cosa intelligente. Allontaniamoci da Urano, l'abbiamo visto, lo salutiamo, lì c'era Giove, ci siamo arrivati prima, puntiamo lo spazio profondo, mettiamo i motori a tutta manetta, lasciamoci il pianeta alle spalle e andiamo a selezionare il prossimo sistema da visitare. Prossimo e ultimo che è Nettuno, eccolo qui, qua selezioniamolo, qui c'è un altro... ehi. Mm. Eccoci qua, non solo non hanno messo la mappa di sistema come ci sarebbe piaciuto vederla con tutte le orbite e la vera posizione dei pianeti, non solo le distanze, ma vabbè, non l'hanno fatto e quindi così. Qui è pericoloso, qui è pericoloso. Andiamo a vedere qualche dettaglio. Ok. Non c'è vulcani, non ci sono atmosfere e ci sono un sacco di materiali sul pianeta. Zolfo, carbone, ferro, vabbè, insomma, abbiamo recuperato anche un po' di dati di questo, di questo, di questo. No, finalmente abbiamo anche i dati degli altri. Comunque, tracciato, andiamo a visitare l'ultimo pianeta del Sistema Solare che andremo a vedere in questo video. Quindi non è proprio l'ultimo, ma è l'ultimo che andremo a vedere in questo video. 20.000 light seconds, tanta strada davvero. E quindi mentre la percorriamo andiamo a fare un controllo sulla nuova Galaxy Map. Sì, perché? Perché adesso tra un po' decideremo su che sistema andare a piazzare il sistema base del gruppo di gioco. Quindi lo avviseremo anche in canale, poi nei vari canali di comunicazione che utilizziamo all'interno del gruppo. E invito, beh, insomma, se volete unirvi a noi, ben venga. Ci daremo anche un nome perché mi sa che sarà opportuno che ci diamo anche un nome. E quindi insomma dai, pian pianino, pian pianino, poi giusto così appunto per riuscire a trovarci un attimo a giocare insieme. Adesso andiamo a vedere, eccolo qui, The Bubble. Noi siamo in questo puntino assurdamente illuminato perché ovviamente ci sono un sacco di sistemi raggiungibili vicino a Sol. Ehm, Qua dove volevo andare a fare un attimo un filtro che non mi ricordo più dov'è purtroppo, quindi eccoli qua, gli Egg Profit System, eccoci qua. Perché sappiate che se dovete andare a fare qualche soldino in giro vi conviene andare e mirare ai pianeti ad alto profitto. Allora, non dobbiamo selezionare lei, ma dobbiamo selezionare lui. Perché? Perché siamo nell'area di Zachary Hudson. Quindi, nell'area di Zachary Hudson andiamo a vedere un attimo come funzionano le cose. Sol, come vedete, è segnato in grigio, ossia in loss making system, quindi forse non vale molto la pena di passare del tempo qui. Medium profit, poi come vedete abbiamo già dei sistemi verdi qua intorno. E quindi forse conviene magari spostarsi su un sistema che ha e vi può far generare dei profitti maggiori di Sol. Però Sol lo vedo tracciato e vedo anche una cosa brutta. Come vedete, quando lo selezionate il sistema da verde diventa bianco, quindi a meno che non selezionate fuori non potete capire se il sistema è valido o meno. Quindi anche qui radius profit. Ok, beh, insomma, magari poi se volete aggiungere commenti sul funzionamento di questi dati, aiutate anche me a capire un attimo meglio come funzionano, perché sinceramente sto ancora lavorando un attimo per capire meglio come funzionano tutti i dati della Galaxy Map. Io sinceramente adesso mi sposterei un attimo su uno dei sistemi cinesi, all'Yongerui, perché è un sistema su cui ho fatto parecchi soldini, ma magari avrei potuto farne anche un po' di più. Comunque, come vedete, eccoci qua. E mi sa che tra un po' tornerò temporaneamente qua in zona nel sistema cinese.
Perché? No, non è neanche troppo distante. Perché? Perché ho uno sconto del 15% praticamente su tutto. Porca paletta, scusate, parla parla che ti dico che ti dico. Nel frattempo abbiamo saltato Nettuno di ben 16.000 light second, ma come vedete scorrono velocissimamente, per cui non dovremo metterci tanto a ritornare indietro. Ecco un'altra cosa, visto che appunto ci è capitata direttamente mentre registravamo, noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo dovuto chiudere l'interfaccia di gioco, quindi non potevamo più controllare l'astronave né vedere i dati relativi a distanze o altre cose per poter fare un controllo sulla Galaxy Map, che è una delle poche cose che possiamo fare durante questi viaggi. Ci contatta Anadon nel frattempo, adesso infatti gli risponderò un attimo velocemente che stiamo registrando. E niente, dicevo, durante questi viaggi non c'è neanche un allarme sonoro che magari ci dice attenzione, vi state avvicinando alla vostra destinazione. Cioè, dico, lo fa Google Maps sul mio telefonino quando sto navigando, con il navigatore acceso che sto cercando un posto in macchina. Non vedo perché un gioco di questo tipo non possa avere certe segnalatori, chiamiamolo così. E quindi sono un attimo quelli piccoli dettagli, perché insomma alla fine sono dettagli marginali che però fanno una grossa differenza all'interno di un gioco. Quindi altra bacchettata sulle dita alla Frontier, avete fatto un lavoro splendido su tante cose, però piuttosto di inserire milionate di cose inutili, tipo anche la personalizzazione dell'avatar, che come avevo già parlato in precedenza è utile fino a un certo punto, andate a raffinare un attimo l'esperienza di gioco, quindi riducete i tempi morti, sistemate un attimo questi piccoli dettagli, insomma i beta tester li avete lì, metteteli alla frusta e fateli lavorare come si deve. Poi ovviamente c'è una community, c'è un forum di Frontier estremamente popolato con un sacco di altri giocatori che riportano cose che non vanno all'interno del gioco, insomma ascoltateci. Perché? Perché sinceramente ci stiamo guardando intorno, ok, punto, a capo. Nel frattempo eccoci qui su Nettuno, andiamo a dare un bel colpetto di freno, gli hanno fatto gli anelli anche a Nettuno, quindi ok, andiamo a vedere un attimo anche come è stato rappresentato l'ultimo pianeta che andiamo a visitare nel sistema solare. Eccolo qui. Allora, tanto lasciamo un attimo l'interfaccia così, rispondo un attimo a Anadon. Eccolo qui, ecco qua. Ciao, sto registrando. Perfetto. Eccoci qua, adesso abbiamo risolto un attimo, abbiamo risposto ad Anadon, dopo ovviamente lo contatteremo su Discord, appunto come potete vedere, insomma, se volete abbiamo anche il canale su Discord, per cui insomma informazioni, news, richieste di aiuto, missioni da fare insieme, quello che volete. Se volete unirvi al nostro gruppo di gioco, ben venga, ci trovate lì. Ci sono un sacco di giocatori anche molto più esperti di me, con navi molto più power di me, molto più power di me. Mamma mia, l'italiano va a farsi benedire stanotte. Comunque, eccoci qua. Detto questo, andiamo un attimo a concludere il video. Quindi mettiamo un bel freno ai motori, facciamo una bella cosa, ci divertiamo con la telecamera esterna, puntiamo lo spazio e Nettuno, facciamo un bel girettino panoramico, eccoci qua. Eh sì, questa qui vi darà la possibilità proprio di fare una bellissima serie di screenshot. Ecco qua, come potete vedere, adesso sono un attimo sulla parte scura del pianeta, quindi insomma meglio di così non si può fare. Comunque, ricentriamoci qui un attimo, ci fermiamo un attimo qua. Abbassiamo i motori, fermiamo la telecamera, eccola qui, perfetto. Quindi niente, appunto, ricapitolando, sistema solare l'abbiamo visitato un attimo in generale per tutto quello che è stata la rappresentazione che hanno fatto appunto all'interno del gioco di Elite. Abbiamo visto un attimo i pianeti principali, abbiamo visto tante cose belle, un paio di cose brutte, un po' di bug, altre cose, quindi insomma commentate pure dopo se siete d'accordo o non siete d'accordo, solite storie. E ringrazio un attimo anche tutti
i membri del gruppo di gioco con i quali presto ci sentiremo, e quindi anche se volete, anche voi che non fate parte del gruppo di gioco che vedete questo video, se volete unirvi al nostro gruppo, ben venga, contattateci pure anche a partire dai commenti sotto i video, dopo vi diamo e vi forniremo tutti i dettagli per unirvi anche al canale Discord e agli altri canali di comunicazione che utilizziamo. Giochiamo tranquillamente, quindi insomma non c'è nessun obbligo, se volete partecipare, partecipate pure con noi, insomma ben venga, ci divertiamo un attimo tutti quanti assieme, quindi così, niente, era appunto per puntualizzare questa parte qui. E detto ciò, vado a chiudere un attimo il video, che adesso è ora di iniziare a fare un po' di cucuzza, quindi rientreremo con l'ASP in casa base, riprenderemo il Python e procederemo con il farming di un po' di soldini. Perché? Perché voglio potenziare un attimo meglio quell'astronave e procedere oltre con le configurazioni del Python per andare a sbloccare tutta una serie di ingegneri che mi servono. Quindi questo sarà anche uno dei prossimi obiettivi del gruppo di gioco, andare a sbloccare gli ingegneri e quindi aiutarci a completare queste noiose parti che sono abbastanza frustranti per quanto riguarda appunto lo sblocco degli ingegneri. Per esempio, faccio un esempio, i viaggi fino a Maya per andare a recuperare i materiali e acquistare i materiali che servono, cos'erano i metalloys per esempio per Felicity Farseer, un altro ingegnere per gli FSD e similari. Quindi insomma, finché ci si dà una mano siamo qui, pronti tutti per aiutarci, quindi. E detto ciò, vado a chiudere. Virus 101 vi saluta, vi ringrazia e vi aspetta al prossimo video. E ciao a tutti e transmission out. Ciao!